Rieccoci insieme, stiamo parlando di lotta all'abusivismo nel settore immobiliare, concorrenza sleale, sanzioni previste, adesso capiremo anche quali sono le sanzioni, carattere amministrativo, pecuniario, ma anche naturalmente penale. Giusto, c'è penale, c'è penale, bisogna ricordarlo. Allora, e poi capire anche la responsabilità, perché se un cittadino è a conoscenza che quella persona non è un agente immobiliare e ugualmente porta avanti la trattativa consapevolmente e il notaio se ne rende conto, rischia anche il cittadino, dopo gliela butto là così come domanda maggiore per capire. Prego, ci va a fare un intervento, vero, consigliere? Certo, buonasera a tutti, grazie per la possibilità. Volevo chiedere, io sono Maso Stefano, volevo chiedere al Maggiore se ci dà uno spaccato, una specifica nota sulle sanzioni che può incorrere oggi un abusivo. Sì, Eccola, allora perfetto, appunto, quindi la domanda è piena, vada. sempre in riferimento alla legge 39 del 1989 sono previste delle sanzioni nel caso della prima irregolarità constatata, quindi si parla di sanzioni pecuniarie in ambito amministrativo che vanno da un minimo di 7.500 a un massimo di 15.000 euro. Alla seconda violazione constatata, accertata, c'è chiaramente una segnalazione all'autorità giudiziaria perché in quel caso si entra nell'alveo del penale, quindi si configura l'articolo 348 del Codice Penale, quindi l'esercizio abusivo di una professione per la quale è prevista l'iscrizione a un albo. Queste sanzioni, anche il 348 a sua volta prevede delle sanzioni che vanno dalla reclusione da 6 mesi a 3 anni, la sanzione pecuniaria da credo 10.050. sì, da 10.000 a 50.000 euro, ecco, grazie dell'aiuto, e quindi siamo in ambito penale, in quel caso insomma c'è una segnalazione all'autorità giudiziaria. Grazie. È necessaria la querela naturalmente? Sì, necessaria la querela, però in alcuni casi insomma possiamo procedere anche d'ufficio avendo magari dei casi dove ci sono numerosi clienti o avendo raccolto più informazioni, insomma in qualche modo insomma noi procediamo, però come dicevo prima la prima sanzione è di carattere amministrativo e in quel Quindi caso reiterare l'attività abusivamente prevede poi un qualcosa che va nell'ambito del penale. La connivenza in questa attività, l'avere la consapevolezza che questa persona non svolga l'attività, non è un agente, il saperlo in modo anche diffuso, che responsabilità c'è? C'è una corresponsabilità? Io ho detto prima il notaio perché è la prima cosa che mi viene in mente, ma potrebbe essere qualsiasi altra figura che se ne rende conto. E dal punto di vista insomma, delle figure professionali ci sono le responsabilità che derivano dall'esercizio della propria professione. Abbiamo citato prima dei casi, diciamo, delle norme, quella antiriciclaggio piuttosto che quella della specifica del settore. E per quanto riguarda il cittadino no, c'è solo un dovere civico di segnalare all'autorità competente il caso di abusivismo e cercare insomma di ripristinare la legalità o di agevolare insomma altri cittadini. Certo. Presidente, entra nei compiti della gente, nel ruolo della gente fare il porta a porta, cioè suonare nelle abitazioni, presentarsi, chiedere informazioni degli immobili di uno stabile ai residenti, uscire quindi dall'agenzia alla ricerca di papabili clienti, oppure può essere un sintomo di un'attività abusiva? Fa parte anche del nostro lavoro uscire per cercarci degli immobili da proporre ai nostri clienti. Sicuramente qui c'è sempre, è difficile dopo individuare in questo momento se la persona è un abusivo oppure è un agente immobiliare regolare. Lo vedrò più avanti. Adesso quando io vado a suonare, cioè non mi è mai successo che magari andando a suonare i campanelli o chiamando qualcuno mi abbia chiesto ma lei è un agente immobiliare, ho sempre detto c'è l'immobile in vendita o non c'è l'immobile in vendita. Però nel momento in cui sì, faccio entrare questa persona a casa mia, comincio a dire quali sono i miei problemi, le mie esigenze e l'immobile dovrà essere messo in vendita, sicuramente sì, lì allora io come venditore dovrò chiedere
se questo è un agente immobiliare o meno. Io credo che la figura più difficile da individuare, poi magari sbaglio, ma la figura più difficile da individuare sia quella che può già lavorare all'interno di una struttura. Quindi c'è un'agenzia immobiliare, che magari c'è un che può fare da collaboratore. copertura. Ora, oggi tutte le persone che lavorano all'interno di un'agenzia immobiliare, se fanno intermediazione, devono essere agenti immobiliari, oppure devono essere assunti per svolgere altri ruoli. Ma quando io metto in contatto due o più parti per concludere un affare, devo essere un agente immobiliare. FIAIP poi ha un contratto suo con EBNAI per posta, quindi con agenti immobiliari che devono comunque essere tali, e si può creare un contratto di collaborazione all'interno dell'agenzia immobiliare. Ma queste persone che svolgono lavoro abusivo, se sono, diciamo, nascoste all'interno di una struttura, fa un po' fatica, diciamo quello che dicevamo prima, quando soprattutto l'acquirente, perché magari il venditore, quando va a dare anche un incarico all'agenzia immobiliare, per carità si presenta anche il titolare, però quando c'è l'acquirente che entra in un ufficio, si deve svolgere una trattativa, deve concludere un preliminare e poi il soggetto cambia e arriva il titolare, ecco lì qualche dubbio me lo devo porre, anche perché poi alla fine della stipula notarile magari si presenta il titolare, quindi è lui che ha emesso fattura e l'altro che mi ha seguito dove è andato a finire. Una domanda, scusa, ma il signor che mi ha seguito prima dov'è? Ecco, questo il cittadino potrebbe farlo per aiutarci e per aiutarsi, perché poi se ci sono dei problemi, ripeto, la figura dell'agente immobiliare è un professionista che è preparato e formato e sa come condurre una trattativa. L'abusivo o si appoggia a qualcuno o si va in cerca dell'affare, molto spesso così, però il venditore o l'acquirente potrebbe trovarsi in problemi molto grossi. Molto grossi. Però in un'agenzia... Mi posso permettere, Alea? Ecco, una cosa importante, tra tutta la documentazione che noi chiediamo, voglio infatti dire, si diceva fuori onda il problema dei documenti. Dei documenti, ma una delle cose più importanti, altra cosa che ci deve fare il campanellino che ci suona, quando noi chiediamo tutta la documentazione, la cosa più importante, la prima cosa che facciamo, documento, privacy e antiriciclaggio. Quindi questi sono i documenti che noi abbiamo l'obbligo per forza di cose di chiedere, quindi chi non chiede questa documentazione, come diceva il Maggiore prima, ahimè... Sì, però qualcuno di voi, adesso non mi ricordo, forse lei, se prende il microfono così, faceva l'osservazione, cioè mi sembra sia stato lei, è difficile chiedere tutti questi documenti, tante volte chiedere i documenti, no? Ed è difficile anche per chi magari deve presentarli, rilasciarli, c'è questo problema. Diciamo che dal mio punto di vista, o firmare, innanzitutto anche. Io sono Federico Rigatto, io dico sempre sì, può essere difficile, però un professionista tante volte che mette in pista determinati documenti deve avere anche la formazione per essere in grado di domandargli certi documenti, nel senso che chiedere certe carte serve per fare in maniera tale di far capire al cittadino che si è organizzato in una determinata maniera, ma anche per organizzare il proprio mestiere in sicurezza. Quindi dal momento in cui io vado e ho la formazione per chiedere determinate carte, parlo con riferimento chiaramente all'incarico di vendita per la vendita di un immobile, la professionalità e l'autorevolezza che dobbiamo avere quando ci presentiamo nei confronti di un cliente passa anche per questo, quindi la possibilità e la necessità di doverlo fare, a mio avviso. Certo, chiedo a lei, però effettivamente i documenti degli immobili sono documentazioni riservate per carità particolari e molto delicate tra l'altro, perché poi voi lo sapete benissimo, da là si aprono i mondi del privato cittadino e quindi siccome non tutte le agenzie operano correttamente, purtroppo non c'è una fama, è una categoria un po' a rischio a volte come gli intermediatori creditizi, insomma c'è questa paura, questo timore. Cosa può fare il cittadino per essere più tranquillo possibile? Che cosa consigliate anche voi? Perché dare tutta questa mole di disponibilità di dati sensibilissimi potrebbe essere imbarazzante. Dico sempre non la casettina, ma quando si tratta di immobili. È importante informare il cittadino. Come diceva appunto il signor Rigatto, è importante informare il cittadino del perché vengono raccolti quei dati e quali finalità hanno quelle raccolte che vengono effettuate. Quindi poi credibilità. Bisogna pensare che alcuni dati, come quelli che riguardano la normativa sulla privacy, sono a tutela del cittadino, perché al giorno d'oggi i dati
privati hanno una notevole importanza che non possiamo immaginare. Faremmo 10 puntate per parlare dell'importanza dei dati. I dati sono una delle ricchezze del giorno d'oggi, perché è molto facile che questi, se venissero conservati in maniera non adeguata o ceduti a terze parti senza il consenso dell'interessato, del cittadino, potrebbero arrecare, diciamo, un nocumento alla persona, quantomeno alla sua privacy, a quello che è, diciamo, l'alveo della sua privacy. Quindi abbiamo già visto che metà della documentazione che viene fatta firmare è proprio a tutela del contraente, del cittadino, del cliente, ecco, diciamo così. L'altra parte è prevista per legge ed è quella prevista dalla 231 del 2007, che impone l'obbligo all'agente immobiliare di identificare correttamente il cliente. Se non avviene questa identificazione, l'agente immobiliare rischia una sanzione amministrativa e quindi è lui in difetto. Quindi sono previsti per norma e nella maggior parte dei casi, o quantomeno nella metà dei documenti che vengono fatti firmare, sono proprio a tutela della privacy del cliente. Assolutamente, no, questo è molto importante. E questi documenti restano in mano all'agente, all'agenzia, e poi devono essere restituiti al cliente? Come funziona? No, beh, allora tenga conto che... che... se una cliente si rivolge poi a più agenzie, magari plurimandatari, tenga eccetera. conto però che questi documenti, al di là del documento personale, che si diceva della privacy, e quindi il documento personale, eccetera, tutti gli altri documenti di provenienza dell'immobile, per esempio l'atto di provenienza dell'immobile con cui io tanti anni fa ho acquistato casa, è un documento che io comunque come agente immobiliare lo posso reperire, quindi non è un documento pubblico che io come agente immobiliare lo chiedo per comodità, ma tra virgolette me lo posso anche procurare, per cui non è privato, cioè un atto sensibile. Questo è duplice veste, da un lato assolutamente. Se uno l'ha perso, sa che può essere... catastali di cui io ho bisogno, noi facciamo firmare la delega per avere le planimetrie catastali, a prescindere che adesso dal 15 di giugno dovremo comunque anche noi, le planimetrie catastali le possono richiedere in questo momento solo i tecnici e i notai direttamente, e noi in questo momento ovviamente le facciamo richiedere ai tecnici, ma dal 15 giugno con la legislazione dell'anno scorso che è stata approvata a gennaio, diventeremo anche noi abilitati a poter richiedere planimetrie, ma ogni volta che noi chiediamo le planimetrie abbiamo bisogno di una delega, un documento da parte, perché tutto deve essere ovviamente regolamentato e quindi ecco perché noi come FIAIP stiamo cercando di elevare molto la professionalità dell'agente immobiliare. È molto importante questo, perché comunque, come si è sempre detto anche in precedenza, le nostre competenze sono a 360 gradi. Sì, assolutamente sì, questo è molto importante. Prego. Sì, vorrei aggiungere, come ha detto il Maggiore prima, quando noi chiediamo i documenti al venditore dobbiamo trasmettere e far comprendere che è nei loro interessi, è la loro tutela. Allora, quando un'agenzia immobiliare o un agente immobiliare si presenta e non chiede nulla, se è un'agenzia immobiliare diffidiamo, allora se è un agente immobiliare perché non è professionale, non tutela i miei interessi. Se è un abusivo è la stessa cosa, sono due soggetti che non tutelano i miei interessi. Le faccio un esempio: quando lei va in stipula notaria e vende un immobile, lei come privato garantisce che l'immobile è regolare dal punto di vista urbanistico. Io sono un professionista, devo dire al venditore: lei è in grado di garantire la regolarità? Non è in grado, perché non è un tecnico, non è un geometra, non è un architetto, bisogna andare a verificare alla fonte, quindi presso il comune, l'ufficio del comune, l'ufficio tecnico, se il suo immobile è regolare. Allora quando tu fai percepire al cliente che per la sua tutela il cliente i documenti te li fornisce, se dall'altra parte c'è uno che non ti chiede niente, o è un agente immobiliare poco preparato e quindi sto attento perché potrei finire in un guaio, oppure è una persona che non è abilitata a svolgere il mio lavoro. Chiarissimo, infatti. Ecco, due cose, Maggiore. L'entrare nella casa, può farlo soltanto l'agente o può farlo anche, qua mi pongo il problema anche come le figure di tanti altri ordini professionali dove c'è il praticante, quello che è l'apprendista, chi sta imparando, perché insomma bene o male ci sono anche queste figure qui in buona fede.
ma possono entrare ugualmente nell'abitazione? Ne parlavamo proprio poco fa, prima del programma, diciamo, è utile anche scambiarsi tutta una serie di informazioni, di prassi che accadono. Allora, entrare, aprire la casa da far visionare piuttosto che da mediare, in sé per sé non configura la mediazione, ma è proprio mediazione da intendersi come mettere in contatto due entità distinte, quindi due soggetti diversi, e fare in modo che si trovi un accordo per la formalizzazione della compravendita. Quindi aprire la casa o fare, diciamo, qualche attività accessoria alla compravendita di per sé non va a integrare intermediazione, quindi mediazione immobiliare. Quindi potrebbe essere anche che qualcuno dipendente di un'agenzia con una mansione differente da quella di mediatore vada ad aprire per qualche ragione l'immobile, piuttosto che a visionarlo, a fare altre attività che comunque esulano da quelle di mettere in contatto, in connessione due entità distinte. Certo, quindi non ci sono da questo punto di vista delle No, problematiche. questo non può costituire, diciamo, tra i tanti suggerimenti che abbiamo fornito oggi per cercare di individuare un abusivo, questo non mi viene, insomma, di farlo considerare come un eventuale elemento di rischio. Assolutamente. A proposito di regolarità tecnica e abusi invece edilizi, non c'entra con la figura del mediatore, del mediatore reale o abusivo, però ci potrebbe in qualche modo stare. Ci sono tante irregolarità tecniche negli immobili che vediamo in giro, alcune conosciute, altre ignote, poi ci sono i passaggi di eredità e così via. Non tutti sono a conoscenza di quello che stanno acquistando, di quello che stanno vendendo. Fin dove c'è la responsabilità del mediatore, dell'agente e dove appunto può succedere che se c'è invece appunto un agente che non è, che è abusivo? Allora, dobbiamo pensare che tra le tante norme specifiche che regolano questo settore c'è la 192 del 2005 che prevede, ad esempio, mi viene da pensare che per ogni annuncio di immobile posto in vendita debba essere indicata l'attestazione energetica di quell'immobile, quindi se l'immobile non è in regola potrebbe benissimo, insomma, non avere questa attestazione della classe energetica che appunto, come dicevo, è previsto normativamente, quindi per legge. Quindi quello può essere un elemento di rischio, quindi, che potrebbe celare poi l'irregolarità dell'immobile piuttosto che degli impianti o di quello che si va a cercare. Però quindi l'attestazione energetica segue la regolarità dell'immobile? Cioè, no. l'immobile... No. Spieghiamo un attimo. No. Spieghiamo. Vada. No, volevo dire che tra gli elementi da prendere in considerazione per verificare che un immobile, diciamo, sia a posto dal punto di vista delle certificazioni, sicuramente si può partire dal riscontro della attestazione energetica indicata negli annunci di vendita. Quindi sicuramente quello è un elemento che può indurre e mettere, diciamo, nelle condizioni di poter stare sicuro il cliente che ci può essere, insomma, una regolarità. Giusto per spiegare, recentemente allora noi abbiamo l'obbligo per pubblicizzare gli annunci di avere l'attestato di prestazione energetica. Quindi noi quando chiediamo l'incarico, prima una delle cose che chiediamo, se hanno l'attestato di prestazione energetica, non c'è, bene, o il cliente si avvale di un suo tecnico per farlo redigere, oppure possiamo consigliare un nostro tecnico che rediga, voglio dire, l'attestato di prestazione energetica. Quindi questa è una condizione sine qua non. Per pubblicizzare, sì, altrimenti noi siamo in sanzione, come diceva il Maggiore. Quindi veniamo sanzionati noi come agenzia, per cui molto spesso quando ci sentiamo dire dall'utente ma quello lo fornisco solo nel momento in cui vendo l'immobile, ovviamente per noi è pubblicizzare un immobile con scritto in attesa di certificazione non lo si può fare, perché la Guardia di Finanza proprio recentemente ha fatto dei controlli e credo che ne stia anche facendo. Noi cadiamo in sanzione, abbiamo una sanzione dai 500 ai 3.000 euro per ogni annuncio che viene pubblicizzato senza, voglio dire, l'attestato di prestazione energetica. Quindi, certo che ovviamente anche la nostra professionalità, anche in questo, se il cliente si oppone, noi dobbiamo anche dire: guardi, non posso pubblicizzare l'immobile. Assolutamente, questo sì. Avete qualche domanda? Siamo in chiusura di trasmissione. Sì, prego, col microfono, eccolo là. Questo tipo di sanzione è in capo ovviamente per l'agente immobiliare che non dimostra e non
esibisce la certificazione energetica, e c'è qualche responsabilità anche in capo al cittadino che vende l'immobile privatamente e non espone Allora, la normativa certificazione? prevede che l'obbligo sia chiaramente per chi fa l'annuncio, quindi per chi pone l'annuncio in una vetrina piuttosto che sui canali, diciamo, di pubblicità, i social network o quant'altro. Perché a volte sembra, secondo me erroneamente, che sia solo un obbligo del cittadino nel momento in cui va a relazionarsi con l'agente immobiliare. No. Invece è un qualcosa che è Tutti gli importante annunci. secondo me sottolineare, che è correlato alla vendita dell'immobile, quindi tu privato che devi vendere casa e ci provi magari per conto tuo, comunque sei sottoposto allo stesso tipo di obbligo. Assolutamente sì. Paradossalmente credo che il cartello che viene attaccato fuori certo. nel palo della luce oppure fuori dalla casa, che il privato si pubblicizza, anche quello potrebbe ricadere in sanzione. Assolutamente. Infatti questi sono aspetti che comunque non sono completamente conosciuti, quindi bisogna bene appunto parlarne, fare cultura, informazione, Certo. questo assolutamente sì. Siamo giunti in chiusura, qualcosa da aggiungere Presidente? Nella sua veste regionale? No, posso soltanto dire che a livello regionale tutte le province, i loro presidenti provinciali si stanno attivando con le rispettive Camere di Commercio e con la Guardia di Finanza di dove si trovano loro a lavorare, per instaurare proprio un rapporto di collaborazione per cercare proprio di togliere questo problema. Assolutamente. Maggiore, chiedo a lei l'ultima cosa, il web è rischioso, nel web proliferano queste figure. Sì, chiaramente è uno strumento molto utilizzato, è molto comodo per dare visibilità agli annunci o per cercare, insomma, tutto quello di cui si può aver bisogno, e quindi sicuramente va scandagliato, va analizzato anche da parte delle forze di polizia per cercare di trarre spunto e andare a scoprire, insomma, di svelare dei casi di illiceità lì presenti. Quindi attenzione anche al web e avere il coraggio anche di chiedere, insomma, poi alla fine che questa persona che in carne e ossa deve comparire prima o poi abbia tutti quegli attestati richiesti. Un messaggio che vorrebbe dare, visto che state facendo questa campagna anche a livello nazionale, poi di sensibilizzazione e di informazione? Chiedo la collaborazione perché noi sicuramente siamo impegnati nel far sì che ci sia rispetto e legalità sul territorio, però come dicevo prima nel corso della puntata la collaborazione di tutti è sempre ben accetta. Noi abbiamo il nostro numero di pubblica utilità, il 117, al quale rivolgersi e fare segnalazioni, quindi non esitate, noi siamo a disposizione, insomma, del cittadino. Grazie Maggiore. Grazie. Barbara Mamprin, Presidente FIAIP Padova, chiudiamo questo capitolo, un suo auspicio, perché questa è una battaglia che voi fate e la fate proprio col cuore, perché ci credete assolutamente. Devo dire che noi in questo periodo, come sappiamo, stiamo veramente puntando tantissimo a comunicare all'utente quanto importante è rivolgersi ad un agente immobiliare professionale, con la P, e noi lo diciamo sempre maiuscola, che ha l'acronimo di FIAIP, quindi la P di professionalità, e per noi è molto importante creare queste sinergie con la Camera di Commercio, con la Guardia di Finanza, per cui anche noi siamo a disposizione anche per qualsiasi informazione, delucidazione sullo svolgimento della nostra attività, e siamo a disposizione anche della Guardia di Finanza. Perfetto, grazie mille. Ricordiamo 68 31 00 il codice Ateco che abbiamo imparato a conoscere ai tempi del lockdown, chi poteva fare cosa, che si può chiedere, è legittimo chiedere, sì. questa è una cosa anche molto importante. Allora, io ringrazio naturalmente Barbara Mamprin, Presidente FIAIP, e Maurizio Torresan, Presidente FIAIP del Veneto, Nicola Cazzilli, Maggiore della Guardia di Finanza, per averci dedicato il suo tempo e aver dato molte istruzioni importanti a tutti quanti noi, e il parterre dei nostri ospiti, tutti i consiglieri di FIAIP, qualificati agenti. Grazie di essere venuti, di aver partecipato, grazie anche a voi, e a voi cari telespettatori naturalmente spero che siano informazioni interessanti e utili. Rivedete poi naturalmente la puntata in replica nel nostro sito. Buon proseguimento, buona serata, ci vediamo dopo la pubblicità.